Buongiorno nonni, eccoci insieme, ricominciamo questa piccola avventura. Spero vi ricordiate di noi. Io sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, sempre in compagnia della mia cagnolina Brenda. Devo dire, nonnini, che avere la fortuna di fare passeggiate nei boschi ci fa sentire parte della natura ed essa ci dona energia, ci rigenera, apre le nostre menti ed i nostri cuori e spero con questo piccolo video di trasmettervi tutto questo. Il 22 settembre è arrivato l'autunno, che è il tempo dei primi freddi, dei grandi cambiamenti della natura prima dell'arrivo dell'inverno. Ad esempio, non so se ricordate, questo viale era pieno di fiori bianchi, che ora sono stati sostituiti da tutte queste bacche arancioni. Hanno provveduto all'ultimo taglio dei prati e volevo mostrarvi questo spettacolo. Le balle di fieno, bellissime da vedere, vengono raccolte con lo scopo di farne cibo per animali d'allevamento. Questo video farà sicuramente riaffiorare in voi molti ricordi. Di animali che si nutrono di erba, fieno e paglia, vicino a dove abitiamo io e Brenda ci sono due bellissimi asinelli che sono tra i miei animali preferiti. Quando ci avviciniamo a loro si fanno sempre dolcemente accarezzare. Colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri. Ebbene sì, il 2 ottobre è stata la vostra festa, la festa dei nonni. Sapete perché si festeggia? Proprio per voi, perché siete due figure importantissime per tutte le famiglie. Questa festa è stata istituita nel 2005 dal Parlamento, che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo fondamentale dei nostri nonni. È davvero importante festeggiarvi, ricordandoci quanto questa figura dà ogni giorno. Voi avete un ruolo insostituibile, siete dei veri e propri motori della vita familiare, quindi grazie. Come sempre vi saluto con una frase citata da Fabrizio Caramagna. Le balle di fieno sembrano grosse biglie gialle, adagiate con delicatezza nella campagna, in attesa che un soffio di vento le faccia rotolare. Un saluto e un grande abbraccio, a presto.